Buonasera a tutti. Tocca a me iniziare, visto che sono il più anziano, un po' il decano del gruppo, di questo trio che ogni anno vi offre una serie di lezioni sulla storia dell'architettura. Quest'anno non parleremo di Venezia, come invece abbiamo fatto l'ultima e altre volte. Parleremo più in generale di una serie di attributi, non mi viene in mente una parola migliore, di qualifiche, per meglio dire, come architetto, ingegnere, costruttore, che noi tendiamo a usare in modo improprio. Molto spesso c'è una specie di accavallamento di definizioni o spesso si usano degli anacronismi, ad esempio si dice architetto delle piramidi, architetto delle cattedrali. In realtà vedremo come ognuna di queste parole ha un'origine precisa e indica una serie di funzioni precise che ovviamente cambiano nel tempo. Dire architetto nel 400 e dirlo oggi significa alludere a due mansioni totalmente molto diverse. Nel tempo e nello spazio anche, perché da paese a paese vedremo come termini quali ingegnere o architetto cambino. Ad esempio vedremo nel confronto tra il mondo continentale dominato dalla Francia e il significato che prende ingegnere, la parola ingegnere, e invece il significato che assumerà nei paesi anglosassoni, dove l'atteggiamento molto più empirico cambierà di molto il profilo dell'ingegnere. Quindi non voglio anticiparvi nulla, ma oggi parleremo dei costruttori. Innanzitutto c'erano i costruttori organizzati in confraternite, in gruppi di lavoro, e poi nascerà nel 400, sull'onda della riscoperta umanistica, l'architetto. L'architetto, cioè colui che, come ci spiegherà molto bene Paola, fonda il suo sapere sulla conoscenza dell'arte degli antichi e in particolare su Vitruvio. L'ingegnere, come vedremo, si staccherà da una costola dell'architetto. Nel corso del Cinquecento ingegnere significherà architetto militare, sarà quella parte dell'architetto, o a volte una figura nuova, che si occupa del tema nuovo delle fortificazioni e così via. Vedremo come poi tra 7 e 800, tra Francia e Inghilterra, che saranno i nostri due contesti più, più esplorati, soprattutto nelle ultime due lezioni, questi termini muteranno. Ma non voglio far perdere tempo a Gianmario Guidarelli, che oggi ci parlerà dei costruttori, ma prima invito Paola Placentini. Mi aggancio a quello che stava appena dicendo il professor Zucconi, perché appunto l'obiettivo è quello di tracciare un percorso e vedere come si va a configurare quell'idea di architetto che oggi abbiamo tutti, no? Di un professionista che ha poco a che fare con il lavoro manuale, ma che invece ha tanto a che fare con lo studio del luogo, del contesto, per l'elaborazione di un progetto poi da mettere in pratica. Procederemo in questo ciclo, come abbiamo fatto anche nei cicli precedenti, con una sorta di ordine cronologico. Ecco perché quindi oggi comincia il professor Guidarelli a parlarci di queste figure di mastri costruttori che, possedendo diverse arti, poi di fatto diventano artefici, protagonisti di determinati cantieri, di cui abbiamo purtroppo, andando indietro nel tempo, a volte anche poche tracce documentali che ne attestano con precisione il ruolo, e progressivamente ci avvicineremo alla contemporaneità. Naturalmente, come diceva il professor Zucconi, Vitruvio è centrale in tutto questo, perché è attraverso il Trattato di Vitruvio che si va a definire il mestiere, diciamo così, teorico e pratico dell'architetto che poi noi oggi, dell'idea di architetto che poi noi oggi associamo alla figura del professionista. Vi ringrazio per essere venuti fin dal primo minuto di questo ciclo e lascio la parola al professor Guidarelli. Buonasera a tutti. Allora, in realtà il
il ciclo non è su Venezia, ma abbiamo deciso di partire per parlare del protocostruttore da Venezia, per due motivi. Il primo perché abbiamo una massa documentaria e una serie di studi che hanno più che rispetto ad altri contesti ci hanno fatto meglio conoscere la figura del proto nel momento più prezioso. Sto andando avanti o no? Ok, bene. Per noi più importante, cioè nel momento in cui il proto, la figura del proto, con tutto quello che si porta dietro, cioè il sistema delle botteghe e un certo tipo di mercato edilizio, progressivamente si evolve per lasciare il posto a una forma, almeno a Venezia, ibrida di architetto, e questo poi lo vedremo successivamente. Chi è il proto? Il proto è il protomagister, ovvero sia il coordinatore di squadre di maestranze che gestisce cantieri anche importanti, pensate per esempio alle cattedrali nelle città medievali, o a grandi infrastrutture come le murature, come le mura urbiche, come i porti, eccetera, che coordina appunto una squadra di maestranze o più squadre di maestranze. Nei grandi cantieri delle cattedrali abbiamo dei proti che coordinano squadre di lapicidi, squadre di muratori, di carpentieri, eccetera, e poi c'è il proto magister che coordina l'intero cantiere. Lavora su un progetto, questo proto magister, sicuramente lavora su un progetto, ma molto probabilmente, stiamo parlando del Medioevo, su un tipo di progetto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati oggi. Noi oggi lavoriamo soprattutto in digitale, con AutoCAD, veniamo da secoli di uso del cartaceo. Anche nel Medioevo, lo sappiamo, esistevano dei disegni, soprattutto piante, prospetti e sezioni, probabilmente su una lunga tradizione romana, ma quello che era importante è che un grande edificio, un grande cantiere, si prolungava nel corso delle generazioni. Quindi quello che era strategico era di passare da una generazione all'altra trasmettendo il progetto, e quindi l'importanza della conservazione del progetto se era in cartaceo, ma anche la trasmissione delle pratiche costruttive che si determinano, non che si perfezionano generazione dopo generazione, non attraverso i manuali come abbiamo oggi, che sono figli della cultura prima rinascimentale e poi ingegneristica positivista, prima del tardo Settecento, quando nascono i grandi trattati degli ingegneri, e poi si evolvono lungo tutto l'Ottocento, come vedremo, ma che si basavano soprattutto su una tradizione orale. Ora, se noi guardiamo come nel XII secolo viene raffigurato il proto-magister della cattedrale di Modena, cioè Lanfranco, lo vedete, è un signore che ha quasi una veste, un approccio, un atteggiamento da monarca, dirige i lavori dei vari carpentieri, muratori, scalpellini, eccetera, e attraverso il gesto della mano dirige, no? Trasmette dall'idea trasmette i principi dell'idea progettuale verso la loro realizzazione in cantiere. È una visione di un proto-magister come di una figura quasi aulica che in qualche modo prefigura alcuni aspetti dell'architetto successivo, quello che arriverà successivamente. E è proprio questo processo da un maestro che conosce, perché gli sono state trasmesse le tecniche costruttive, le pratiche di cantiere e la stessa capacità di organizzare diverse squadre. Il passaggio da questa figura a quello dell'architetto che invece conosce la letteratura, a partire da Vitruvio, che conosce le antichità, che si gioca gran parte della nascita del Rinascimento. Il proto-magister lavora in un contesto di botteghe. Una bottega è un luogo
che è organizzato su una struttura gerarchica. Abbiamo il maestro vero e proprio, il proto, che coordina dei maestri specializzati, carpentieri, muratori, scalpellini, eccetera, e a loro volta hanno sotto di sé i garzoni. Tutto questo viene regolato prima attraverso una prassi che attraversa tutto il Medioevo e poi viene formalizzato dall'ingresso di questo sistema del lavoro nelle confraternite, cioè dall'apparizione delle confraternite. Le confraternite, che a Venezia sono le scuole di mestiere, sono quegli organismi che garantiscono, uno, la corretta trasmissione delle pratiche costruttive, due, che garantiscono questa gerarchia, dal protomaestro fino al garzone, tre, che garantiscono la correttezza delle pratiche vere e proprie, cioè un garzone per entrare nella bottega doveva sostenere una prova di ingresso. Ecco, il protomaestro doveva gestire tutto questo sistema, era il garante di questo sistema e soprattutto era quello che firmava i contratti. Noi sappiamo per esempio che a Venezia, anche se c'erano più squadre che lavoravano in un unico cantiere, spesso il contratto era unico, un lungo contratto in cui il committente dettava al protomaestro che cosa voleva ottenere e spesso era il committente che dava al protomaestro, il progetto, non sempre ma spesso, e era il proto che doveva garantire la corretta esecuzione dell'opera architettonica e il rispetto dei costi e dei tempi. Ora, a Venezia il sistema delle botteghe era soprattutto, non esclusivamente, ma soprattutto un sistema di famiglia, ovvero sia i proti stabilivano la loro bottega e trasmettevano di generazione in generazione non solo la formazione alle diverse pratiche costruttive, ma trasmettevano anche le committenze, i cantieri, eccetera. Uno di questi esempi è quello di Bartolomeo Bon, qui vedete una delle sue opere più importanti, La Porta della Carta a Palazzo Ducale, e soprattutto la Bottega dei Lombardo. La Bottega dei Lombardo, che inizia a lavorare nella seconda metà del 400, intorno agli anni 70 del 400, è una bottega che è una delle botteghe che ha una delle più lunghe storie. Pietro Lombardo, il fondatore della bottega, trasmette la bottega ai figli Antonio e Tullio e poi per passare alla generazione successiva Sante Lombardo. Con Sante Lombardo poi a metà 500 si chiuderà la bottega, la vedova di Sante Lombardo dovrà venderà tutto il materiale che si trovava nella bottega, che era esito di generazioni e generazioni di lavoro. Ci sono i documenti interessantissimi dei pezzi scultorei che per esempio rimanevano ancora nella bottega. Ora, la bottega dei Lombardo è interessante anche per un altro aspetto, cioè per il fatto che non era una bottega solo di architetti costruttori, ma era una bottega anche di lapicidi, di scultori. Questo intreccio fra le diverse materie, fra le diverse discipline della costruzione, fra le diverse competenze che dovevano essere attive in un cantiere, ha fatto della Bottega del Lombardo una delle botteghe di più ampio successo nel Rinascimento veneziano. La Bottega del Lombardo si specializza progressivamente, amplia nel corso dei decenni la sua committenza e riesce a chiudere l'intera filiera costruttiva, dalla progettazione, in questo caso è Pietro Lombardo e poi Tullio che progettano, alla gestione del cantiere, alla fornitura dei materiali, fino alla chiusura del cantiere. Quindi la Bottega del Lombardo garantiva tutto il processo costruttivo, dalla concezione
del progetto fino alla chiusura del cantiere. La chiesa di Santa Maria dei Miracoli è uno dei casi più interessanti di questo processo, di questa capacità dei Lombardo di controllare tutto il processo, e iniziamo a vedere che oltre a garantire la corretta esecuzione del progetto, Pietro Lombardo ha anche una cultura architettonica che segna una progressiva evoluzione della sua figura professionale verso un'altra figura professionale, che vedremo quella dell'architectus. Pietro Lombardo, per concepire Santa Maria dei Miracoli, sicuramente si ispira a edifici fiorentini, come per esempio il battistero, di cui vediamo alcuni dettagli anche nell'esecuzione degli ordini architettonici, ma anche quindi un edificio medievale come il battistero, ma anche una delle più importanti novità che Firenze aveva dato all'architettura del Quattrocento, cioè le opere brunelleschiane, come la sagrestia vecchia e la Cappella dei Pazzi. Nel cantiere, anzi nell'edificio di Santa Maria dei Miracoli, noi vediamo da una parte una grande sapienza costruttiva che è stata messa poi in rilievo dagli studi che sono stati fatti qualche anno fa in contemporanea con i restauri, quindi una grandissima sapienza costruttiva. Non era facile costruire un edificio che aveva un lato intero su un canale, ma anche la conoscenza dell'architettura più aggiornata. Pietro Lombardo riesce a mettere insieme questa novità che arrivava da fuori, era un'architettura forestiera allora, siamo ancora negli anni 80 del Quattrocento, a Venezia ancora un'architettura forestiera, con riferimenti all'architettura tradizionale veneziana, cioè alla grande tradizione lagunare, e lo vediamo soprattutto nella facciata, dove abbiamo una grande quantità di citazioni, per esempio dell'architettura marciana, l'uso dei marmi colorati, dettagli decorativi come queste grandi rose, no? O come questi dettagli della croce circondata dai tondi che ritroviamo a San Marco. Insomma, questa capacità di mettere insieme sapienza costruttiva e capacità progettuale nella bottega di Pietro Lombardo si realizza anche con una grande capacità sinergica di mettere insieme novità e tradizione veneziana. Un'altra grande, importante bottega ancora poco studiata, e andrebbe studiata molto meglio, è quella dei Buora. I Buora hanno un'organizzazione della propria bottega che è più o meno contemporanea a quella dei Lombardo, cominciano intorno agli anni 70-80 del Quattrocento. La bottega dei Buora, di cui qui vedete uno dei più importanti esiti, cioè il chiostro dei cipressi, che è inizialmente chiamato degli Allori in San Giorgio Maggiore, anche la bottega dei Buora, fondata da Giovanni Buora, aveva a disposizione un quadro quasi completo della gestione del cantiere, dal progetto alla fornitura di materiali fino alla messa in cantiere e alla chiusura del cantiere, e anche qui una certa conoscenza, meno approfondita in realtà che per i Lombardo, dell'architettura forestiera, quindi della nuova moda dell'architettura all'antica. L'altro aspetto appunto è che è una bottega che si trasmette di generazione in generazione e arriva almeno, per quello che ne sappiamo, fino alla metà del Cinquecento. Completamente diverso, e per questo interessante, è il caso di Mauro Codussi. Mauro Codussi si trova a metà di questa storia. Mauro Codussi nasce come lapicida, arriva a Venezia e la sua prima opera è un'opera straordinaria, San Michele in Isola, che già introduce temi dell'architettura degli ordini architettonici, dell'architettura antiquaria, ma io sono proprio personalmente sicuro, e non sono il solo, a pensare che San Michele in Isola è stato progettato da
da Mauro Codussi insieme ai suoi committenti, cioè i monaci camaldolesi di San Michele in Isola. Ora, al di là di questa architettura, di cui potete riscontrare tutta una serie di elementi che rimandano all'architettura più o meno coeva fiorentina e estremamente aulica, estremamente all'avanguardia a quel tempo, come Santa Maria Novella, ma anche Mauro Codussi riesce a mettere insieme nella progettazione vedete, di questa facciata che ha un coronamento a semicerchio nella parte centrale, a quarti di cerchio nelle due parti laterali, cioè un coronamento trilobato, riesce a mettere insieme citazioni auliche dall'architettura più aggiornata, come quella di Alberti nel Tempio Malatestiano o la cattedrale di Sebenico, insieme a una tradizione diciamo alto-adriatica che vediamo non solo nella cattedrale di Muggia, ma anche a Venezia, come San Giovanni in Bragora, Santa Ponale e Sant'Andrea della Zirada. Insomma, all'inizio della sua carriera Codussi riesce a mettersi più o meno in questa storia, cioè a proporsi come proto, ma anche come importatore di novità che non sono troppo dirompenti rispetto alla tradizione lagunare. Questo è un aspetto molto importante che è necessario, questo aspetto, cioè questa capacità di mettere insieme novità con la tradizione per comprendere un'architettura eccezionale, cioè la chiesa di San Zaccaria. La chiesa di San Zaccaria, che viene subito dopo quella di San Michele in Isola, è un esempio da manuale dell'evoluzione della pratica professionale del proto. Già nella facciata riuscite a vedere che la parte inferiore è completamente diversa, è colorata, non ha ordini architettonici, completamente diversa da quello che c'è sopra. E questo a dimostrazione del fatto che il cantiere non viene aperto da Codussi, ma viene aperto da Gambello, uno dei proti che erano i protagonisti del mercato edilizio del tempo. Gambello viene incaricato di realizzare almeno di tracciare le fondazioni della chiesa e poi a un certo punto abbandona, non è più in cantiere. Noi sappiamo che Codussi interviene dal terzo ordine in su e non sappiamo ancora però chi realizza il secondo ordine. Lo vedete, questo secondo ordine già segna un passaggio importante dalla cultura medievale, tardo medievale dei proti, pare di essere davanti per esempio al Duomo di Milano in qualche modo o anche altri edifici tardogotici. Nel secondo livello, di cui ancora non siamo sicuri dell'attribuzione, non siamo sicuri chi è che ha realizzato il secondo livello, ma sicuramente prima di Codussi, abbiamo già l'apparizione di un ordine architettonico, lo vedete qua in queste nicchie, che però non è così volumetrico, non è così tridimensionalizzato, così monumentale, così chiaramente ispirato all'architettura antica come i livelli dal terzo in su. Dal terzo in su, vedete, appaiono delle colonne libere che associate a coppie ricordano gli archi trionfali, associati a loro volta alle lesene. Quindi inizia già ad apparire in tutta la sua ricchezza quel lessico architettonico che è tipico del mestiere dell'architetto. Lo vediamo un po' meglio, vedete proprio questa progressiva volumetrizzazione dell'ordine architettonico. La cosa interessante è che questa facciata con colonne libere associate alla superficie di facciata che non negano l'organizzazione generale geometrica, cioè la divisione in fasce verticali e in fasce orizzontali che era già stata predisposta da Gambello. La cosa bella è che questa versione all'antica che Codussi realizza di questo schema evidentemente dettato da Gambello si ispira sicuramente a un monumento romano,
il Settizonio, che oggi non esiste più, era alla base del Palatino a Roma, ma di cui ancora a inizio Cinquecento esistevano dei frammenti. Era un grande ninfeo che raccoglieva l'acqua dall'acquedotto e lo portava nel complesso palaziale del Palatino. Vedete un grande fronte su più piani con, lo vedete in questo disegno di un anonimo lombardo, con colonne libere. Quindi sicuramente Codussi conosce questo esempio, così come lo conoscevano in una lunga tradizione di classicismo gli autori della Cattedrale di Pisa e del Battistero di Parma, cioè quest'idea di una facciata circondata da colonne libere. Eppure Codussi sicuramente citava un altro esempio di colonne libere associato a una facciata che tutti i veneziani conoscevano e conoscono, ovviamente la Basilica di San Marco. Insomma, Codussi riesce, proprio attraverso il suo linguaggio architettonico, a mettere insieme la sapienza del proto, la cultura del proto che appartiene a una lunga tradizione medievale, con le novità che arrivano da Roma e dal resto d'Italia, insieme con la tradizione linguistica veneziana. Esistono poi, e questo è tipico della cultura dei proti, cantieri in cui più proti con le rispettive maestranze sono chiamati a collaborare. Per questo è importante Venezia, perché Venezia ci dà di questi luoghi, di questi contesti, diciamo, architettonici, di cantiere, così preziosi per noi, vedere come riescono a lavorare più maestranze insieme, coordinate fra di loro da dei proto-magistri che devono parlarsi fra di loro. Venezia ci dà non solo i casi studio, ma ci dà anche un'amplissima documentazione. Quindi noi riusciamo, attraverso i quaderni di cantiere, attraverso i contratti, attraverso le perizie di cui parlerò a breve, riusciamo noi a vedere effettivamente come lavoravano i proti, come riuscivano a gestire cantieri complessi come quello della Scuola Grande di San Marco. Nella Scuola Grande di San Marco noi sappiamo che dopo l'incendio del 1485 e la ricostruzione della scuola accanto alla Basilica di Santi Giovanni e Paolo, lavorano contemporaneamente Pietro con il figlio Tullio Lombardo e le sue squadre, la sua bottega, Giovanni Buora con la sua bottega e Mauro Codussi. E qui si apre una grande domanda. Mauro Codussi aveva una bottega? Per quel poco che sappiamo, Mauro Codussi sicuramente trasmette alcuni suoi cantieri alla sua morte al figlio e lì si chiude. Il figlio poi non trasmetterà nulla oltre la sua vita. Sappiamo che Mauro Codussi aveva dei collaboratori stretti che chiamava di volta in volta se doveva fare una partita di capitelli, una partita di fregi, aveva delle sue squadre specializzate in murature, aveva una rete di contatti, ma non siamo sicuri se avesse una bottega vera e propria. Cioè, Codussi, attraverso i contratti che lui stabilisce, si impegna a coordinare delle squadre di maestranze e chiama di volta in volta quelli che gli servono, e ho potuto proprio io appurare nel cantiere di San Pietro di Castello, Codussi ogni tanto va anche in Istria a prendere la pietra d'Istria che serve per i suoi cantieri. Non solo, lo stesso Codussi riuscirà a portare da Ravenna alcuni marmi colorati per le sue architetture, soprattutto, ma non esclusivamente, per San Michele in Isola. Insomma, Codussi probabilmente non aveva una bottega vera e propria, formalizzata, stabilizzata come quella dei Lombardo e dei Buora, ma aveva una forma più ibrida di collaborazione con squadre di operai specializzati, artigiani, maestri specializzati con cui di volta in volta stabiliva dei sottocontratti, dei subappalti per poter
portare a termine il lavoro. Nel cantiere della scuola grande di San Marco abbiamo sicuramente il coordinamento generale da parte di Pietro Lombardo. Pietro Lombardo insieme a Buora, lo vediamo anche nei dettagli che sono molto simili a quelli della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, e non solo, Pietro Lombardo affida al figlio Tullio la realizzazione di queste straordinarie opere scultoree che stanno sulla facciata, questi altorilievi prospettici con le storie di San Marco che caratterizzano il livello basamentale della facciata. E Codussi? Sicuramente Pietro Lombardo lavora tranquillamente con Buora, senza grossi screzi, finché a un certo punto deve essere successo qualcosa, non sappiamo bene che cosa, deve essere successo uno screzio con i committenti, con fratelli della Scuola Grande di San Marco, i quali chiamano Codussi a fare una perizia su quello che avevano fatto Pietro Lombardo e i Buora. C'è tutto un mercato, si configura, soprattutto a partire dagli ultimi studi degli ultimi decenni, tutto un mercato di perizie. Alcuni proti vengono chiamati a fare perizie per verificare la corretta attuazione di un progetto in cantiere, chiamati dal committente, con controperizie, cioè lo stesso proto che viene periziato, diciamo così, valutato da un altro proto, a sua volta sarà valutato dallo stesso proto, incrociandosi i ruoli. Insomma, a un certo punto Codussi arriva in cantiere, sicuramente prende in mano il cantiere e quasi sicuramente è opera, non siamo sicurissimi, ma è opera sua, anche progettuale, il coronamento della facciata della Scuola Grande di San Marco, che con questa successione di semicerchi, di timpani semicircolari più o meno grandi a seconda della larghezza della campata ricorda chiaramente ancora una volta il caso Marciano, la Basilica di San Marco. D'altronde la scuola e la basilica condividevano lo stesso patrono. Un altro luogo dove questo progressivo passaggio dalla cultura dei proti a quello dell'architetto appare con maggiore evidenza è quello della Scuola Grande di San Rocco. Scuola Grande di San Rocco che ha una vicenda complicatissima, di cui vi parlerò brevemente, una vicenda complicatissima che nel caso di oggi, di ciò di cui stiamo parlando oggi, ci è utile per capire innanzitutto come funzionavano le diverse squadre sottoposte in questo caso a un unico proto. Dall'altra, in che modo la cultura architettonica costruttiva di un proto poteva essere compresa dai committenti. Questo è un punto fondamentale, perché nel momento in cui, e qui siamo a inizio 500, il cantiere si apre nel 1517, sta arrivando sempre più strutturalmente l'architettura all'antica a Venezia, si aprono cantieri prestigiosi e impegnativi come quelli delle scuole grandi e dei grandi palazzi veneziani, i committenti, diciamo, in parte riescono a entrare nella nuova cultura architettonica e anche i proti in parte riescono a entrare nella nuova cultura architettonica, quella antiquaria. Nella Scuola Grande di San Rocco, quello che noi oggi vediamo, è un edificio costituito da un grande corpo di fabbrica longitudinale, suddiviso in 3 navate, questo è il piano inferiore, eccolo qua, a cui corrisponde la grande sala capitolare al piano superiore. Abbiamo una pendice laterale che è destinata al piano superiore a sala dell'albergo e al piano inferiore a un passaggio, il portico dei morti, che serviva per la sepoltura dei membri importanti della confraternita. La scala che abbiamo attualmente in realtà non è quella inizialmente prevista nel progetto del proto Pietro Bon, ma è l'esito di un cambiamento di progetto. È una scala cosiddetta imperiale, cioè con 2
con 2 rami laterali che si uniscono in un pianerottolo intermedio per poi unirsi in una grande scalinata, in una grande rampa centrale per raggiungere appunto la sala capitolare superiore. Ma questo non era il progetto iniziale. Il progetto che Pietro Bon, il progetto che viene approvato dai confratelli nel 1517, che Pietro Bon mette in opera, lo vedete qui in una mia ricostruzione, in realtà prevedeva la stessa struttura di una scuola, cioè la scuola con un grande corpo di fabbrica delle 2 sale sovrapposte, un appendice laterale destinata al piano superiore alla sala dell'albergo, che riprendeva una tradizione che parte dalla scuola della carità e arriva fino alla scuola grande di San Marco, ma con una scala completamente diversa. La scala progettata da Pietro Bon era una scala a tribunale, cioè una scala con 2 rampe che convergevano longitudinalmente nel pianerottolo sommitale. Qui lo vedete in una ricostruzione a scala architettonica e qui sistemata, diciamo, nel contesto urbano. Ovviamente questa organizzazione planimetrica aveva anche una rispondenza nella facciata con questa chiara distinzione fra il corpo laterale delle 2 grandi sale e il corpo dell'albergo, con la divisione, eccolo qua, in campate. La scala a tribunale non era un'invenzione di Pietro Lombardo, era un'invenzione di Mauro Codussi. Mauro Codussi l'aveva introdotta nella scuola grande di San Marco, perché oltre alla facciata Mauro Codussi, proprio negli ultimissimi anni del 400, viene chiamato a introdurla a costruire anche lo scalone di collegamento fra il piano terreno e il piano superiore, e lo stesso tipo di scala a pochissimi anni di distanza lo replica nella scuola grande di San Giovanni Evangelista. Insomma, un'innovazione tipologica che diventa subito tradizione, ripresa da Pietro Bon. In questa scala lo vedete con dei pianerottoli, questo è il progetto di Pietro Bon, con dei pianerottoli intermedi. Quindi si partiva da questi 2 portali al piano terreno, questa è una sezione, si compivano queste due rampe e si arrivava all'ingresso alla sala superiore, esattamente come nella scuola grande di San Marco e in quella di San Giovanni Evangelista. Ora il problema, e è qui che la cultura dei proti si scontra contro quella dei committenti, è che a un certo punto i buoni confratelli di San Rocco decidono che la loro scuola non è abbastanza monumentale e impongono a Pietro Bon di inserire sotto le colonne che dividono in 3 navate la sala inferiore che era allora in costruzione dei grandi piedistalli, eccoli qua, dei grandi piedistalli che non erano inizialmente previsti, che corrispondono esattamente in facciata a questo zoccolo, anzi a questo piedistallo monumentale. Ovviamente, se io innalzo tutte le colonne, innalzo anche la quota del solaio e avendo a disposizione una lunghezza limitata delle 2 rampe, qual è il risultato? Che aumenta la pendenza. Aumenta la pendenza. Se io ho impianta, sono obbligato a non andare oltre questa lunghezza delle 2 rampe, che sono pensate per una quota di solaio del piano superiore più basso. Ovviamente se io innalzo tutto l'edificio su questi piedistalli, ovviamente devo anche cambiare le scale, che nel frattempo Pietro Bon aveva messo in opera. E allora che succede? Succede che Pietro Bon si oppone. Dice no, io non voglio distruggere la mia scala. Il progetto ha una sua coerenza perché un edificio va pensato tridimensionalmente, in pianta e in sezione le 2 cose devono coincidere. Se io innalzo il solaio mi vengono delle rampe ingestibili e infatti cosa succede? Che Pietro Bon viene cacciato da San Rocco, viene licenziato, ma Pietro Bon, che doveva essere un personaggio abbastanza sicuro di sé, fa causa ai confratelli di San Rocco e siamo fortunati perché abbiamo i verbali di questo processo, dove risulta chiaramente da una parte il proto che vuole difendere le sue ragioni progettuali. Io ho fatto questo progetto
e non si può cambiare, non si può innalzare un solaio, perché innalzando il solaio le scale non funzionano più. Dall'altro i confratelli che o non capiscono o, secondo me, fanno finta di non capire e riescono in qualche modo a mantenere il licenziamento di Pietro Bon, cioè Pietro Bon perde la causa. In tutto questo processo, nei verbali del processo, si avvicendano tutti, gran parte delle maestranze che stavano lavorando con Pietro Bon, che danno ragione a Pietro Bon, che dicono: guardate che se voi innalzate il solaio dovete demolire le scale già fatte perché non ci arrivano di sopra. Insomma, cosa succede? Che Pietro Bon viene licenziato, che la scala verrà comunque costruita. Questa è la scala che viene costruita dopo il licenziamento di Bonn, dal 1524 fino al 1535, quando a un certo punto, una volta costruita questa nuova scala, i confratelli si renderanno conto che è comunque ingestibile, è troppo ripida, non si riesce a salire, e quindi la ributteranno giù. La ributteranno giù per farla costruire nuovamente a un altro proto, di cui parleremo a brevissimo, che riuscirà a realizzare una scala completamente nuova, garantendo monumentalità e anche comodità. Nel frattempo, però, i confratelli devono sostituire il proto Pietro Bon alla conduzione del cantiere. E chi chiamano? Non chiamano un grande professionista, ma chiamano un giovanissimo proto, Sante Lombardo, il nipote di Pietro e figlio di Tullio, a cui gli dicono che lui, Sante Lombardo, non faccia cosa alcuna dei suoi cervello sora ditta fabbrica, ma che del tutto il debbi consultar con Messer lo Guardiangrando, cioè il Guardiangrando e Banca, cioè il consiglio di amministrazione della Scuola Grande, e con i nostri procuratori. Cioè che non faccia nulla di sua iniziativa e che faccia tutto quello che gli chiedono i confratelli di San Rocco. Il bello è che a ulteriore garanzia di questo è il fatto che è giovane, è un giovane proto e quindi non ha quella forza contrattuale che invece poteva avere un uomo d'esperienza come Pietro Bon, che stava in quel momento costruendo le procuratie vecchie, fra l'altro. Ma l'inesperienza in qualche modo doveva essere coperta dall'esperienza di qualcun altro. È così che viene anche assunto Tullio Lombardo in una posizione professionale particolarissima, di consulente, diciamo così, del proprio figlio, ma è grazie a Tullio Lombardo che si costruisce una delle opere più straordinarie del primo Rinascimento veneziano, immediatamente prima dell'arrivo di Jacopo Sansovino, cioè la facciata sul canale della Scuola Grande di San Rocco. È una facciata che parla, diciamo, un linguaggio antiquario, lo vedete qua, stiamo parlando di questa facciata qua, sul canale. Lo vedete meglio qua, in questa posizione, proprio tanto per capirsi sul ponte che va verso Tonolo. E oltre alla grande, diciamo, a tutta una serie di riferimenti antiquari nell'allestimento di ordini architettonici all'antica, i furbissimi confratelli di San Rocco si assicurano anche probabilmente il miglior scultore che era all'opera in quel momento insieme ad Antonio Lombardo a Venezia, cioè Tullio Lombardo. È grazie alla questa doppia collaborazione con un giovane proto e diciamo, un maturo scultore architetto come Tullio Lombardo che si riescono a realizzare dei dettagli architettonici straordinari. Qui ve ne faccio vedere alcuni, eccoli qua. E soprattutto queste teste che molti di noi probabilmente non sono abituati a vedere, le teste che si trovano in asse con le lesene nell'ultima trabeazione. Fra l'altro sono teste di grandissima qualità scultorea che solo una bottega come quella dei Lombardo poteva assicurare. In questo caso però la bottega riesce ad assicurare anche non solo la progettazione di una facciata che sicuramente Pietro Lombardo non aveva previsto così, ma riesce anche ad assicurare una velocissima messa in cantiere che una copiosissima quantità di documenti d'archivio mi ha permesso di ricostruire mese per mese.
dal 1524 fino al 1527. Noi riusciamo a vedere come progressivamente non solo viene eretto diciamo, la parete a rustico, ma viene anche progressivamente diciamo, rivestita del decoro scultoreo. E noi riusciamo anche, come di cui ho parlato di questo anche in altre occasioni, noi riusciamo anche a vedere come i due proti, Sante e Tullio, riescono a gestire anche dal punto di vista contabile il cantiere, mettendo insieme la manodopera, cioè la posa in opera dei pezzi scultorei e la fornitura dei diversi materiali, legno, ferramenta, marmo, piombo, pietre e laterizi. E riusciamo anche a fare una specie di cronoprogramma, anzi di diagramma di Gantt dei lavori, dal marzo 1526 fino al marzo 1527. Insomma, riusciamo veramente a vedere come, nel caso di San Rocco, come un cantiere gestito da una bottega specializzata e di lunga tradizione come il Lombardo poteva garantire. E però nel 1527 anche la coppia Sante e Tullio Lombardo viene giubilata e viene mandata via. Al loro posto viene diciamo, arruolato come proto della Scuola Grande di San Rocco Antonio Abbondi, detto lo Scarpagnino. Sarà lui che realizzerà, che terminerà la facciata sul campo, sarà lui che costruirà, che demolirà la vecchia, diciamo, la scala che era stata costruita contro i voleri di Pietro Bon e ricostruirà la nuova scala e completerà praticamente il cantiere. Praticamente. Non lo chiuderà, ma completerà almeno a grandi linee il cantiere. Chi era Scarpagnino? Molti di voi lo sapranno. Era un uomo di grandissima esperienza, un proto che riesce a gestire grandi cantieri. Era il proto dei procuratori al SAL, cioè in questo caso era un proto che non lavorava solo privatamente, ma aveva anche un ruolo pubblico. A Venezia esistevano per ogni magistratura importante esisteva un professionista della costruzione, un proto, che doveva gestire tutte le proprietà di quella magistratura. I due più importanti proti sono il proto dei procuratori al SAL e il proto dei procuratori di San Marco de Supra. Il proto dei procuratori di San Marco de Supra doveva gestire tutti gli edifici che, diciamo, che insistevano sull'area marciana, tranne Palazzo Ducale, che invece era di competenza del proto dei procuratori al SAL. Insomma, in questa veste di proto di procuratore al SAL, Scarpagnino aveva gestito l'intera ricostruzione di Rialto dopo l'incendio, lo vedete qua, e interagisce fin da subito con l'altro proto, il proto del procuratore di San Marco de Supra, quando questo diventa Jacopo Sansovino. Ecco che questo processo di progressiva ibridazione fra la figura del proto e quello dell'architetto arriva qui ad avere un caso eclatante di collaborazione. Già Codussi, nel cantiere, in uno dei suoi ultimi cantieri, San Giovanni Crisostomo, nel 1495 dai documenti viene chiamato architectus. È una delle prime occorrenze documentarie del termine architetto a Venezia. E 2 anni dopo, nel 1497, viene chiamato lapicida. Allora, che ha fatto un passo indietro? Evidentemente aveva entrambe le competenze. Sansovino è un architetto vero e proprio, vi parlerà di questa figura molto meglio di me Paola Placentino, ed è un architetto che arriva da fuori Venezia, come gran parte dei proti e delle maestranze, arriva da Roma, dopo il sacco di Roma, diventa proto dei procuratori di San Marco de Supra e inizia a trasformare Piazza San Marco, grazie anche all'intervento importante del doge Andrea Gritti, in un foro all'antica con la costruzione della zecca e poi con quello della libreria Marciana. Il caso della libreria Marciana è eclatante perché
Jacopo Sansovino, che porta con sé l'esperienza romana, e cioè una cultura antiquaria, non è esperto delle tecniche costruttive veneziane. È per questo che inizialmente aveva previsto la copertura della libreria Marciana con una volta a botte pesantissima, del tutto inadatta al suolo cedevole veneziano, che ovviamente in cantiere crolla. Questo crollo per gli storici dell'architettura è importante, perché è proprio uno di quei momenti critici in cui si misura la distanza fra la cultura tecnologica, progettuale legata alle tradizioni lagunari dei proti e quella degli architetti. E non è un caso che proprio in conseguenza del crollo di questa volta, lo stesso Sansovino dovrà rinunciare a un'altra volta ancora più grande che lo aveva previsto per la Scuola Grande della Misericordia, allora in costruzione. Scuola Grande della Misericordia, eccola qua, che però inizia a diventare un luogo di elaborazione di idee progettuali, come diciamo, hanno messo in evidenza gli studi di Manfredo Tafuri e di Manuela Morresi, di idee progettuali che di volta in volta vengono bocciate dai confratelli della Misericordia all'architetto proto Jacopo Sansovino. Sansovino aveva previsto nel suo progetto una forma abbastanza diversa rispetto a quella che poi è stata attuata. Certo, un grande edificio con due sale sovrapposte, la sala inferiore suddivisa in colonne, la sala in 3 navate da colonne, la sala superiore con una sala unica, appunto un'aula unica, la sala capitolare, e qui vedete un disegno di Manfredo Tafuri, aveva previsto una scala gigantesca, molto monumentale, con 2 rampe laterali che partivano dal piano inferiore, dal piano terreno, si univano in un pianerottolo sommitale per poi unirsi in un'unica rampa per entrare nella sala capitolare. Questo è una delle tante cose che vengono bocciate dai confratelli della Misericordia a Sansovino. Sansovino dovrà rinunciare a questa scala, ma guardate a chi la passa, come dice Manfredo Tafuri, la trasmette questa idea al suo amico, collega Antonio Abbondi, detto lo Scarpagnino, che la reimpiega a San Rocco. Quindi c'è un'idea innovativa di scala che proviene da una cultura leonardesca, probabilmente, che Sansovino aveva conosciuto, aveva potuto elaborare nella sua esperienza fiorentina e in quella romana, che avrebbe introdotto per la prima volta a Venezia, e invece sarà il suo amico e collega Proto Scarpagnino a introdurla a San Rocco. Mi sto avviando alla conclusione per farvi vedere un'altra idea che l'architetto Sansovino, a cui l'architetto Sansovino deve rinunciare, ovvero sia alla Misericordia, ovvero sia di circondare l'intero corpo di fabbrica con 2 livelli di colonne libere. Eccola qua, questo è un disegno non suo, ma che in qualche modo ci trasmette, è testimone di questo progetto di Sansovino di circondare il corpo di fabbrica della Misericordia con questi 2 ordini di colonne libere che, così come aveva da poco fatto nella loggetta, richiamano ancora una volta il tema dell'arco trionfale. Il fatto che oggi la Scuola della Misericordia sia un corpo di fabbrica con prospetti in laterizio faccia a vista, con ancora gli alloggiamenti per queste colonne che dovevano essere realizzate proprio in davanti ai 4 prospetti, ci dà l'idea di un vero e proprio fallimento, non solo di un cambio di progetto, ma di un vero e proprio fallimento, di un'idea che viene abbandonata e dove viene ripresa? Proprio a San Rocco. Una seconda idea, questo lo ha dimostrato Manfredo Tafuri, un'idea di circondare, di rivestire una parete esterna di una scuola grande con 2 ordini di colonne libere. Ecco che anche questa è un'idea trasmessa sicuramente dal progetto per la Scuola della Misericordia a quello di San Rocco. Ora, il punto è che assistiamo a 2 processi contemporanei, secondo me. Da una parte c'è l'architetto Sansovino
che deve imparare a fare anche un po' il proto, anche attraverso i suoi fallimenti, deve sapersi adattare a una mentalità, quella dei suoi committenti, molto legata alle tradizioni lagunari, che sono tradizioni non solo costruttive ma anche linguistiche. E dall'altro ci sono dei proti che progressivamente si aggiornano il proprio linguaggio e arrivano progressivamente si avvicinano progressivamente alla cultura dell'architetto. Ecco, Venezia nel contesto italiano è uno di quei luoghi dove questi due processi sono più evidenti e anche meglio documentati. E però ci sono diciamo, questo processo non è così lineare, così semplice. Quando Scarpagnino associerà le sue colonne alla facciata preesistente, non riesce a nascondere il fatto che è qualcosa di aggiunto, no? Vedete, questa fessura ci dà proprio l'idea di qualcosa di aggiunto, e anche i due piedistalli, il piedistallo preesistente probabilmente di progetto di Pietro Bon e il piedistallo delle colonne sono diverse. Ma guardate anche i capitelli di Scarpagnino. Scarpagnino realizza dei capitelli che non hanno la purezza di un capitello di un capitello composito come poteva essere quello di Tullio Lombardo. È un capitello che ha insieme un aspetto medievale ma anche tardo antico. Probabilmente anche questo capitello deriva da un disegno di Scarpagnino. Ma poi soprattutto alle basi delle sue colonne Scarpagnino mette qualcosa che nessun architetto da Brunelleschi in poi quindi da inizio 400 in poi, si sarebbe sognato di mettere, cioè queste griffe, questi animaletti che proteggono le basi, no? Che noi vediamo in edifici medievali come Laon e come Semelè. Insomma, Scarpagnino rimane proto, rimane con la mentalità del proto, riesce a gestire cantieri complessi, a interagire con committenze diverse e a risolvere problemi costruttivi, adoperando anche, diciamo, idee progettuali e diciamo un linguaggio architettonico all'antica che non riesce completamente a controllare, ma comunque riesce a far interagire con la tradizione costruttiva veneziana. Grazie.